Carissima Giulia, fra qualche giorno Delio compirà 7 anni. Credo che questo sarebbe il momento di spiegargli che io sono in carcere e perché io sono in carcere. Io credo che una tale spiegazione farebbe in lui una grande impressione e segnerebbe indubbiamente una data nel suo sviluppo. Non so esattamente come tu pensi in proposito, ma mi pare che non riesci a liberarti da certe concezioni spontaneiste e libertarie, incapaci di rappresentare realmente le diverse fasi del processo storico. Caro Antonio, credo che Delio capisce meglio il suo padre quando lo vede in azione e non in catene. Mi sembra di avere tanto materiale per fargli comprendere il processo storico, non attraverso il dolore acuto che proverebbe sentendo dove si trova il suo padre. Mi sembra che in questo dato momento questo dolore sarebbe per lui un velo attraverso il quale dovrebbe concepire il mondo. Non credere che io non voglia che il bambino sappia affrontare il dolore, ma questo deve far crescere il suo coraggio e non indebolirlo. Io vorrei che crescesse forte, energico, attivo, che sapesse affrontare il dolore senza raggomitolarsi come io. La cella riceve una luce che sta di mezzo tra la luce di una cantina e la luce di un acquario. La finestra dà sul cortile dove si prende l'aria. Non è una finestra regolare, è una cosiddetta bocca di lupo con le sbarre all'interno. Si può vedere solamente una fetta di cielo, non si può guardare nel cortile. Il sole si vede verso le 2 e sta in cella fin tardi. Ho un letto di ferro, un materasso e un cuscino di crine. E ho anche un comodino, un catino e una brocca di ferro smaltato. Al mattino mi levo alle 6:30, alle 8 circa si va all'aria, che dura 2 ore. Passeggio. Prendi l'aria senza avere il soprabito e le scarpe? Penserò di farti avere un paio nuove. Devo mandarti il gilet? Ti mando ora quei libri che volevi avere poi? Ah, Tania, no, non ancora. Possiedo già alcuni libri miei e ogni settimana ricevo in lettura i libri della biblioteca del carcere. Arthur Levi, Napoleone intimo. Curioso. Molière, commedie scelte. Traduzione ridicola. Carducci, 2 volumi. Mediocrissimi, tra i suoi peggiori. Gina Lambroso, nell'America meridionale. Mediocrissimi. Salvatore Gotta, La donna mia. Ah, meno male che sua perché è noiosissima. Virgilio Brocchi, Destino in pugno, romanzo. Fa spiritare i cani. Tuttavia, un carcerato politico deve cavar sangue anche da una rapa. Ricordati di mangiare almeno qualche volta la verdura. Non lasciarti portare dall'abitudine a mangiare poco e solo determinato cibo. A proposito, quali cucchiai hai con te? Il caffè lo fai col filtro nostro? Forse farò bene di mandarti qualche camicia pure, delle calze, dei fazzoletti. Giulia ha scritto, devo mandarti la sua lettera. Lo sai che il regolamento carcerario è proprio misterioso? Non accettano le fragole, le ciliegie invece sono legali. Per la marmellata, il recipiente che la contiene deve essere privo di coperchio. E perché poi non vogliono che voi possiate ricevere fiori? Voi uomini avete sempre bisogno di essere amati, curati. Io non ho bisogno di nulla. Io non sono un afflitto che debba essere consolato e non lo diventerò mai. Non ti permetterò di rinchiuderti nella cattiveria tua, dichiarando che non hai bisogno di nulla. Io voglio seguire la vita dei miei cari. Non hai alcun diritto di isolarti. Sono stata l'amica, la sorella, la compagna, ma viceversa nessuno è mai stato per me nulla di tale. Si ama forse solo chi si protegge. Basta ora.
Sono un poco stanca perché ero malata la settimana passata. Adesso sto abbastanza bene. Cara Tania, io ti scrivo proprio come una sorella. Una rima a Yulka. E tu sei per me più che una sorella. Perciò ti tormento un po' qualche volta. Ma non è forse vero che si tormenta proprio coloro che ci sono più cari? La volta prossima ti scriverò di cose ben più gentili. Mi direi dello scirocco, del rapido germogliare dei fagioli e dei geggioli nel cortile, della luce nella tua cella, a seconda della posizione del sole. Mi chiederai ancora dei limoni. Mandami, se puoi, i semi di qualche bel fiore. Se hai bisogno di gocce per seminare i tuoi fiori, te li farò avere senza altro, così non dovrai seminarli dentro le scarpe vecchie. Non hai ancora trovato nessun ragno da educare? Chi ti compra i romanzi d'avventura, ora che io non ci sono? Cara mamma, dovresti mandarmi sempre tante notizie sulla vita locale, anche se a te non sembrano di grande significato. Sai che mi piacciono specialmente le notizie prese dal vivo, dell'esistenza di un paese che conosco, di cui posso valutare l'estensione e le ripercussioni. Sant'Ioga Puzzulu vive ancora, e anche gli zii di Oristano. Il podestà in paese è Fellettoriggia. Tuo zio Serafino è molto contento che hai dato al tuo bambino lo stesso nome di suo figlio. E si parla, come penso, di unire Ghilarza ad Abbasanta senza che gli abbasantesi insorgano in armi. Maledetto sia un Abbasanta Prummone. Mamma, non essere troppo feroce con gli abbasantesi. E l'ospedaletto l'hanno finito, e le case popolari a Caredda le hanno continuate. Sai che queste cose mi hanno sempre interessato molto, perciò non pensare che sono sciocchezze senza capo né coda. E dimmi, fanno ancora per qualche festa le gare poetiche? E quali temi vengono cantati? La festa di Sant'Isidoro riesce ancora grande? La festa di San Costantino a Sedilo, di San Palmerio le fanno ancora? E come riescono? Mandami tante notizie. Ehi, la festa di San Palmerio. Ti ricordi? Quella mendicante di Mogoro che aveva promesso di venirci a prendere con 2 cavalli bianchi e 2 cavalli neri per andare a scoprire il tesoro difeso da Samusca Maghetta. E noi l'abbiamo attesa per mesi e mesi. E tu ti ricordi quanto ci faceva ridere quella storia del cavallo che aveva la coda solo la domenica? Conto schenzegavo negoa, come le canzoni cantate per le strade, e i cavalli e i fuochi per San Serafino. Lascia Vigubuzone, lascia Vigubuzone, lascia Vigubuzone, lascia giuda piccolare, sinne che se va pa, sinne che se va pare, sinne che se va pare, branta dinduru brantone, branta dinduru brantone, lascia Vigubuzone, lascia Vigubuzone, lascia Vigubuzone. La domenica mattina aprono uno spiraglio della porta e sento in fondo al corridoio il brusio indistinto e comprensibile della messa. Prega, Nino, che alla Madonna devi la vita. Non si sente odore di incenso. Invecchio in carcere. Mamma. Tuo padre non parla più.
Siede sulla soglia di casa. Buongiorno, buonasera, se capita. Aspetta Nino di carta. Il francobollo col timbro sulla fronte. Ho pensato di spedirti una fotografia di Delio, ma non devi cancellare il timbro del carcere. La fotografia deve rimanere così com'è, coi segni del suo passaggio nel luogo dove sono stato rinchiuso per molto tempo. Io non solo non mi vergogno del carcere, io ne sono onorato. E io ti aspetterò sempre. Prega, Fizzu, che alla Madonna devi la vita. Niente da dirti o da dire a nessuno. Il passero è morto, lentamente. Nino ha cenato, come al solito. Ha avuto un colpo improvviso di sera, mentre era accovacciato sotto il tavolino. Si è accasciato, ma non battuta la testa. Si è trascinato sino alla porta e ha chiamato aiuto. Ha strillato proprio come un bambino. Ha detto, la gamba sinistra è debole. Era paralizzato dal lato destro. Parlava ancora perfettamente. Si trascinava penosamente. Si afferrava con una mano alle sbarre del letto. Nero. Venne ora Raffaele chiamato salutare Menino. Ed ogni anima mischina potentissimo avvocato. Ed ogni umana creatura se particolare amparo, benefattore più raro, destinato da esaltura, e per ogni congiuntura difensore ben armato. Ed ogni anima mischina potentissimo avvocato. A ti arcangelo santo recurrimos todos unidos, con clamor arrepentidos, con fervor con pianto, intercedas gailando grosso mineis venturado. Ed ogni anima mischina potentissimo avvocato. 27 aprile 2011. Nino è morto una volta ed è risuscitato, dicevi. Ti raccontavi i ricordi per salvarti. Chissà però se lo sapevi per davvero, mamma, che la vita non rinasce ma ritorna in una storia, che la clepsidra si rivolta e il tempo ricomincia in una voce che racconta. Storie sempre più meravigliose io scrivo, non ho smesso di raccontare, non smetterò mai, io respiro.